saluto a tutti, sono Dario Spada, nato a Milano nel 1951, sono Sagittario con un forte ascendente perché ho tutti i pianeti praticamente in bilancia. Vorrei parlarvi esaustivamente un po' delle mie esperienze, sia nel campo del paranormale, diciamo degli interessi che ho sempre avuto sugli argomenti del mistero e dell'insolito, sia nel campo della scrittura, perché ho all'attivo circa una trentina, forse di più, di libri e anche altri lavori di questo genere. Penso magari che qualche ascoltatore può prendere spunto da quello che ho fatto io nel corso della mia vita. Mi sono sempre interessato di argomenti insoliti e misteriosi a partire, diciamo, dalla seconda metà degli anni 60, quando avevo letto, durante le medie, la terza media, avevo letto il romanzo di Bram Stoker, Dracula il vampiro, che mi aveva appassionato. Avevo cominciato con delle letture appunto di romanzi horror. Mi ricordo che c'erano in edicola i racconti di Dracula, di cui ero un consumatore abituale. Ma poi piano piano ho cominciato a interessarmi anche di cose un po' strane, misteriose, diciamo, oltre che di romanzi. E mi è capitato tra le mani un libro che per me mi ha aperto la mente, praticamente, la meraviglia, che dovrebbe essere ancora in catalogo, quindi ancora in commercio, forse negli Oscar Mondadori. Era il testo di Pauwels e Berger, tradotto dal francese, chiaramente, Surrealismo fantastico, Il mattino dei maghi, che è un libro che per me è stato fondamentale, perché veramente mi ha aperto un mondo sul mistero. Perché qui il mistero è trattato in un modo molto particolare, quindi si parlava non solo di fantascienza, si parlava di scoperte scientifiche, al limite della realtà, diciamo, si parlava di effetti paranormali, di ufologia, di archeologia spaziale, cose di questo tipo, per cui ho cominciato ad appassionarmi a questi misteri. Poi sono usciti i libri di Colosimo, di von Däniken sull'archeologia spaziale. Ecco, io ho iniziato da lì, diciamo, il mio interesse principalmente. In edicola non c'era quasi niente. Mi ricordo quando ero molto piccolo c'era un mensile, mi pare si chiamasse Dischi Volanti, una cosa di questo tipo, che era molto interessante perché Colosimo è lì che ha mosso i primi passi, diciamo. Poi nel 1971, se ricordo bene, c'è stato un primo passaggio. Mia mamma era appassionata di cruciverba e comprava in edicola i settimanali della NET, della Corrado Tedeschi Editore, che erano abbastanza facili da fare. E io, che tutto quello che era stampato leggevo o gli davo un'occhiata, notai una volta che c'era un piccolo riquadro su una pagina dove c'era scritto prossimamente nelle edicole il giornale dei misteri. E io attesi con ansia che uscisse questo mensile. Infatti dopo un paio di mesi, adesso non ricordo se uscì a febbraio o marzo del 71, uscì il giornale dei misteri, questa rivista che è andata avanti per una cinquantina di anni, poi adesso ha chiuso, purtroppo ha cessato le pubblicazioni. E io quando comprai il primo numero ne restai particolarmente colpito perché si parlava un po' di tutti i misteri, diciamo, dalla magia alla parapsicologia all'ufologia, ai fenomeni paranormali, misteri, leggende, eccetera. E dopo un paio di numeri mi venne l'idea di scrivere in redazione proponendo un'idea. Mandai una lettera e dissi: ma perché non coinvolgere anche i lettori? Perché non formare dei gruppi di ricerca tra i vari lettori che possono dedicarsi allo studio di questi misteri nei vari campi del paranormale? Era una lettera molto breve, però la redazione prese la palla al balzo, la pubblicò con una certa evidenza e partì quello che si può definire il gruppismo nel campo del paranormale. Si formarono in pochi mesi più di 400 gruppi di ricerca in tutta Italia, con migliaia e migliaia di persone che si aggregarono, diciamo. Il giornale dei misteri pubblicava mensilmente tutto l'elenco dei vari gruppi che si erano formati, quindi erano coinvolti veramente
c'erano gruppi di 3-4 elementi, ma c'erano anche gruppi di 10-15 persone, quindi si può parlare di migliaia e migliaia di persone. E infatti la tiratura del Giornale dei Misteri passò nel giro di qualche mese a numeri che nemmeno loro si immaginavano. Mi pare che si arrivò fino a 30.000 copie al mese, che anche allora, stiamo parlando degli anni 70, era ottime vendite per un mensile di questo tipo, che tra l'altro era fatto, diciamo, mi dicevano in redazione, al risparmio, nel senso che loro facevano di solito i giornali sull'enigmistica e i giornali misteri negli spazi di tempo, diciamo, lo confezionavano. Per cui fu un successo enorme che coinvolse un sacco di gente. E io a quell'epoca avevo poco più di 20 anni, quindi il mio interesse, io fin da piccolo avrei voluto fare l'editore, però mi rendevo conto che fare l'editore all'epoca ci volevano un sacco di soldi, perché si stampava in tipografia, eccetera, e poi francamente, parlando sinceramente, non ne avevo le competenze, perché non è che ci si improvvisa editori. Però mi interessavano i libri, volevo restare nel mondo dei libri, e a quel punto ho detto, si potrebbe anche aprire una libreria, però anche lì, fatti due conti, all'epoca c'erano le licenze, dovevi comprare la licenza, dovevi avere un affitto, il negozio e tutto, io non ne avevo assolutamente le possibilità economiche, e quindi anche quella via mi era preclusa, diciamo. Quindi l'unico modo per restare nel campo dei libri qual era? Era quello di scriverli. Lì pochi soldi, perché bastava una macchina da scrivere, quella ce l'avevo, risme di carta e un po' di penna e birra, diciamo, per fare le brutte copie. Nei primi anni del 1980, dopo che avevo preso una certa confidenza, diciamo, con la pubblicazione degli articoli, mi venne l'idea di scrivere il primo libro. Un mio amico era andato a Londra a incontrare dei parenti e gli avevo chiesto di comprarmi un libro che tradotto in italiano si chiamava La guida da campo del piccolo popolo. Era praticamente una raccolta di personaggi del folklore europeo che parlavano appunto di gnomi, fate, folletti, elfi, queste cose qua. Era un argomento che mi appassionava particolarmente. Presi spunto da questo libro per dire, ma perché non posso farne anch'io uno sull'argomento. In Italia c'era pochissimo all'epoca. Andai in Armenia, e Armenia, perché dico che era una persona squisita? Perché di solito quando tu scrivi un libro, in genere non porti solo il canovaccio, cioè la scaletta, diciamo, che è l'indice praticamente dei contenuti, ma di solito porti o dei capitoli se è un saggio, oppure se è un romanzo, tutto il romanzo, perché loro devono visionarlo chiaramente. Invece Armenia si accontentò della scaletta, 2 paginette scritte a macchina, mi commissionò un libro, mi diede anche l'autore dei disegni, che era il compianto Giorgio Travaglione, che aveva fatto già dei mazzi di tarocchi diffusi un po' in tutto il mondo, e nel 1983 uscì questo libro, che rappresenta il mio primo libro, che come vedete è anche graficamente è anche un'opera discreta, perché è cartonato, c'ha la sovracopertina, e per essere il primo libro, diciamo, è un bel prodotto. Fu stampato in 3.000 copie, e devo dire che il primo amore non si scorda mai in questo caso. Dopodiché cominciò la mia attività di, come si può dire, di scrittore, sì. Avevo fatto l'istituto di agraria, quindi avevo una certa esperienza nel campo agrario, e Armenia, siccome faceva anche altre cose, mi commissionò 3 libretti, uno sui funghi, uno sull'arte di conoscere il vino, di scegliere e conoscere il vino, e uno sulle piante d'appartamento. Io ero specializzato in coltivazione di serre e piante d'appartamento. Feci questi 3 libretti che andarono in edicola, volumetti, e poi cominciai a fare qualcosa relativo agli argomenti che veramente mi appassionavano, oltre a quello del piccolo popolo. Mi scelsi uno pseudonimo, Jean de Blanchefort, che era un nome pretenzioso perché era un gran maestro dei Templari, quindi avevo visto i ruderi del castello durante un viaggio in Francia, avevo letto il nome, mi era apparso interessante, e uscì il mio primo libretto di magia, che è questo, mi sembra nel 1984-85, stiamo parlando di 40 anni fa.
il primo libretto di magia che feci. Subito dopo partì la mia trilogia in quegli anni, alla fine degli anni 80 era, e primi anni 90, 3 libri che sono ancora in catalogo, che sono Autodifesa magica, un libro sulla magia e un libro sulla stregoneria. Non so se si riescono a vedere, io purtroppo ormai la mia vista è andata, quindi non riesco neanche a vedere i titoli delle copertine. Sono libri che sono stati stampati e ristampati e sono usciti in più edizioni, in qualche caso di vedute corrette. Probabilmente questo libro, Magia Manuale Completo, è il libro che ha venduto di più, perché è in catalogo da più di 30 anni, anzi quasi 40, e penso che sia arrivato attorno alle 20.000 copie finora di vendita. Quindi per libri di nicchia come sono quelli sulla magia, di nicchia nel senso che le persone che sono interessate non sono poi molte, si possono contare su qualche centinaia di migliaia in tutta Italia, ma a dir tanto sicuramente. E niente, da lì partì la mia... Furono anni in cui scrissi veramente tanto. Tenete conto che io avevo anche un altro lavoro che mi manteneva, quindi e poi ogni tanto andavo a fare le mie inchieste, le mie ricerche, continuavo a scrivere articoli sia per gli Arcani, che uscì per una decina d'anni, forse di più. Poi cominciai a scrivere anche per i giornali dei misteri, perché anche lì il primo amore non si scorda mai. E insomma la mia attività era abbastanza densa, quindi avevo raggiunto il mio scopo, diciamo. Non ero editore, non avevo aperto una libreria ancora, però ero riuscito a scrivere libri. Nel corso della mia attività ho utilizzato, oltre al mio nome, Dario Spada nei libri, e Jean de Blanchefort, che contraddistinguono i libri tipicamente sull'argomento di magia, anche altri pseudonimi, ne ho usati diversi. Alberto d'Arcadia, Alberto Brandi per fare un libro sugli elfi della Settimo Sigillo, Leon Batti, un altro pseudonimo che ho utilizzato, e le case editrici con cui diciamo ho collaborato, Arminio su tutte decisamente, la Sugarco, per cui ho pubblicato un libro sempre su Gnomi Fate Folletti, in 2 versioni diciamo, e Settimo Sigillo, Barbarossa, la Meb, primo libro, uno dei primissimi libri sulle rune che ho scritto negli anni 80 insieme a un mio carissimo amico, purtroppo scomparso tragicamente, Gabriele Carosi, che ha curato i disegni col mazzo di carte allegate. E poi dunque altri editori, sia Cantus, che non c'è più, la De Vecchi, che ha ceduto a un'altra casa editrice. Insomma, ho collaborato con diverse case editrici. E arriviamo così alla fine degli anni 90 del secolo scorso, quando insieme a un mio amico coltivavamo il progetto di aprire una libreria, e a quel punto, nell'ottobre del 99, abbiamo aperto a Milano la libreria Primoria, che sono riuscito a tenere aperto per 20 anni, perché l'abbiamo chiuso nel 2019, l'anno prima del Covid. Fortunatamente l'ho chiuso, perché altrimenti avrei dovuto chiuderla. L'ho chiusa non tanto perché per motivi economici, anche se tenere una libreria chiaramente non ti fa guadagnare, anzi di solito lavori quasi in perdita. L'ho chiuso perché purtroppo ho avuto dei grossi problemi alla vista, e infatti dal 2020 non riesco più a leggere, non riesco più nemmeno a scrivere, quindi tant'è che l'ultimo libro, poi ne parliamo, l'ho dettato al telefono a una mia amica durante l'anno del Covid. L'esperienza con la libreria Primoria è stata un'esperienza interessantissima, perché veramente abbiamo conosciuto parecchia gente, abbiamo svolto diverse inchieste, diverse riunioni, insomma c'era un giro di persone interessate, per cui abbiamo ospitato anche diverse persone, conferenze, presentazioni di libri, e in quel periodo però è stato per me un periodo intenso. Vendavamo di più per corrispondenza che in negozio. Io curavo tutti i cataloghi, perché avevamo anche una vendita di libri vecchi, usati, antichi, insomma, antichi per modo di dire comunque.
e quindi dovevo fare i cataloghi, spedirli, fare i pacchi, andare in posta, insomma, ma sono stati anni esaltanti, diciamo, perché praticamente era il mio lavoro quello, per cui non mi lamentavo più di tanto, era il mio vero lavoro, era quello, diciamo, oltre a quello ufficiale. Poi continuavo a scrivere, è uscita la seconda trilogia praticamente negli ultimi anni, dedicata alla magia, sempre con lo pseudonimo di Jean de Blanchefort. Magia del sale, che abbiamo qua, Magia delle rune, che in questo momento non ho sotto mano, però vi manderemo le foto, e poi il libro che dicevo che ho dettato alla mia amica durante il Covid, diciamo che in 4 mesi l'abbiamo fatto lavorando circa 8-9 ore a settimana, quindi non è che io dettavo al telefono e lei scriveva, che è questo, sulla magia delle campagne, che è un libro che mi sta dando una grossa soddisfazione. È uscito, curiosamente, data non voluta, il giorno del mio compleanno del 2020, il 25 novembre. L'editore ha scelto una data così e coincideva con quella del mio compleanno, per cui da 4 anni circa di vita, 4 anni e un po' di mesi, e l'editore mi ha comunicato proprio in queste settimane che tra qualche mese siamo a 10.000 copie vendute. Dicevo che la magia è un argomento di nicchia, vendere 10.000 copie di un libro di magia in 4 anni o poco più è veramente un successo, al di là del fattore economico, che non è che sia di grossa rilevanza, però a livello personale effettivamente è un ottimo traguardo. E adesso dopo qualche anno di pausa, diciamo, sto collaborando con un editore nuovo, lo Scarabeo di Torino, per cui sto scrivendo, sempre dettando, un libro sulla magia dei 4 elementi, acqua, terra, fuoco, mentre Armenia, il mio vecchio editore, che non c'è più purtroppo, ha ceduto il marchio a un'altra casa editrice, al Castello, però ha tenuto il marchio e una buona parte del catalogo, per cui mi stanno ristampando diversi libri che erano esauriti e farò probabilmente qualcosa di nuovo in futuro. Questo libro sulla magia delle rune è uscito, mi sembra, nel 2017 o 2018, non ricordo bene, ha venduto parecchio e un editore portoghese ha comprato i diritti, ne hanno stampati 1.400 copie anche per il piccolo Portogallo, che ha tanti abitanti quanti ne ha la Lombardia più o meno. E però sono piccole soddisfazioni, diciamo, perché in genere gli autori italiani, anche se c'è lo pseudonimo francese, non è che siano molto considerati nei paesi esteri. Siamo noi che traduciamo, diciamo, libri dall'inglese, dal francese, dal tedesco e anche dallo spagnolo, ma difficilmente avviene il contrario. È comunque una piccola soddisfazione. E niente, è un libro che a distanza sta vendendo parecchio. Anche qui stiamo quasi arrivando a 8.000 copie, mi pare, più o meno vendute fino ad adesso, per cui insomma sono libri che evidentemente hanno un mercato. Nel 2018, quando in previsione di chiudere la libreria, con una mia amica abbiamo aperto un centro, diciamo, centro Incantus con la K, dove ho portato tutti i libri che sono avanzati dal negozio e dove abbiamo 2 sale, una abbastanza grossa che è la sala palestra, dove si fanno corsi di yoga, di ginnastica, di rebirthing e cose di questo tipo. Facciamo anche seminari su materie, diciamo, insolite e misteriose, seminari di magia, di astrologia, seminari di cartomanzia e cose di questo tipo. Chi è interessato basta che su Facebook digita Centro Incantus con la K. Lì c'è il numero di telefono di riferimento e ci sono tutti i programmi che abbiamo in corso. La mia amica si chiama Barbara, disponibile per tutti gli interessati. Negli anni 90 ebbi modo di andare a Giaveno, provincia di Torino, un paio di volte per conoscere e intervistare il pittore Lorenzo Alessandri, pittore surrealista molto conosciuto all'epoca, scomparso nei primi anni del 2000 mi pare. Che era un personaggio veramente atipico, diciamo. Era un collezionista di cose orientali, eccetera, che aveva fatto diversi viaggi
in Oriente, nel Nepal, nel Bhutan e anche in India. Aveva fondato un gruppo artistico, si chiamava Surfanta, e mi presentò lui Gianni VII, che era un suo conoscente, Gianni VII di Clipeus. In un'occasione da intervistarlo per i Giornali dei Misteri, gli fece un'intervista e lui aveva anche la cosiddetta mano di gloria, che è la mano di un'impiccata che si utilizzava anticamente nei riti di stregoneria, di magia nera. Purtroppo, nonostante le richieste, non ce la mostrò. Lui diceva che l'aveva, però non ce l'ha mostrata. E mi regalò per l'occasione la stampa di un suo quadro che oggi è valutato diverse decine di migliaia di euro, che è questo che voglio farvi vedere. Lui è andato una volta a Londra, ha visto una strada dove c'era appunto un negozio e gli è venuta questa ispirazione. Vedete che nel negozio ci sono delle immagini di personaggi, diciamo così, sulfurei. C'è Aleister Crowley, c'è Rasputin, c'è Hitler, c'è Stalin e davanti al negozio passa la morte, che è incinta, anche questa è un'idea assolutamente originale, diciamo, e però vedete che si trascina praticamente degli aborti. Quindi lui era bravissimo a dipingere, infatti come si vede è veramente una tecnica fuori del normale. E lui aveva fatto diversi quadri di questo tipo che sicuramente sono molto interessanti anche da un punto di vista del simbolismo magico, diciamo esoterico. Era un personaggio veramente fuori del normale e quindi ci tenevo a presentarlo un pochino. Volevo segnalare questo volumetto che è in vendita su Amazon, scritto da qualcuno che ha utilizzato lo pseudonimo di Frate Magus, che riporta una dozzina di pentacoli e molti rituali. Per chi si interessa di magia pratica, direi che è un volumetto molto interessante, perché l'autore dice di essere stato un membro di una società occulta che probabilmente adesso è in sonno oppure non c'è più. Ne avevo sentito parlare anch'io negli anni '80 di questa società che era dire diffusa no, comunque era presente nel nord Italia e anche nella Svizzera, soprattutto nel cantone Ticino. E qui ci sono appunto dei rituali che erano utilizzati in quell'associazione, in quella società. È un volumetto che costa appena una decina di euro, quindi è molto interessante, si trova esclusivamente su Amazon. Io direi che gli interessati possono procurarselo perché è un gioiellino da tenere nella propria libreria magica, diciamo. Questo per sommi capi è un po' il racconto fino ad oggi, diciamo, di quello che sono riuscito a fare. Nel mio piccolo diciamo che mi sono anche divertito, quindi vorrei anche invitare tutte le persone che sono interessate a questi argomenti e che hanno degli interessi e degli obiettivi a non demordere, cioè se avete qualche idea, non dico anche a livello di scrittura, intendiamoci, ma anche così per la conoscenza, datevi da fare, soprattutto se siete giovani, perché volere è potere. Io ci sono arrivato a fare quello che volevo, con un po' di buona volontà ci si arriva, l'importante è non demordere, seguire sempre i propri interessi e anche i propri sogni. Vi ringrazio per l'ascolto e un caro saluto a tutti. Sono Pellini Luigi, abito nella Bassa Veronese. Questo sarebbe, come dire, il luogo dove metto tutti i testi che non stanno in casa, perché purtroppo le mogli sono, come dire, ci condizionano, ecco. E questo sarebbe un po' un luogo buttato in qualche maniera, ma che dà l'idea della curiosità, ma anche il tempo che passa, perché qua si vede in maniera macroscopica questo tempo, la polvere, no?
il mondo che va avanti. Anche è un po' la nostra vita, il libro è un po' vicino alla vita dell'uomo, insomma. Ha un suo momento importante, una nascita, un momento importante, e poi una decadenza inevitabile, e poi col tempo una rinascita. Ecco, c'è questo concetto di rinascita. Dario Spada è stato un incontro, come dire, attraverso amici, e poi un po' mosso dalla curiosità sono approdato nel suo negozio a Milano, un negozietto, un piccolo negozio, però tenuto con molta dignità e anche con molto interesse, e che era tutta una serie di testi introvabili nelle biblioteche, nelle librerie normali. Ecco, Dario Spada, anche lui, come quei pochi di quei momenti lì che si interessavano di esoterismo, ebbe la capacità di mettere insieme un negozietto dove si vendevano in specifico testi legati proprio a questa, come dire, a queste tematiche un po' fuori dall'ordinario. Con lui ho anche avuto dei rapporti in maniera tirata commerciali, ma non è specialmente commerciali, perché scambiavamo libri, scambiavamo anche idee. Poi lui aveva anche un mensile trimestrale dove portava tutte i fatti strani. Ecco, io ho scritto anche su questo, dovrei avere in qualche posto i vari articoli che ho fatto e che lui poi faceva la cassa di risonanza. Ho un bellissimo ricordo di Dario Spada, solo che poi ci siamo persi di vista. Però il negozietto ha avuto dei momenti che fu un punto di riferimento, e non solo a Milano, che c'erano già altre realtà molto più economicamente, molto più importanti, ma nonostante tutto con un piccolo negozietto riusciva a essere sull'onda, era un punto di riferimento, come ripeto, per tutti noi, per cui ogni tanto si andava a fare un giro a Milano, era il pretesto. Caro Dario, ci parliamo da qui, anziché parlarci di persona, seduti nella biblioteca di casa mia. Eravamo d'accordo che tu venivi qui, dove avremmo esplorato le grandi valli, in compagnia di mio cugino Renzo, che le conosceva bene. Qui c'erano da vedere le ange, serpenti che vivono in quelle paludi. Ma gli impegni, la vita, la distanza, il destino ci hanno fatto rimandare questo incontro, finché adesso è troppo tardi. Mio cugino è deceduto, tu non puoi viaggiare, e così ci serviamo dell'informatica per questo nostro incontro virtuale. Dunque, eccoci qui, a ricordare Primordia, la rivista e la libreria. Tutte cose che sono rimaste dentro ai begli anni della nostra epoca, finite per sempre. Il tempo cancella tutto. Rimane la nostra bella amicizia e il comune interesse per il piccolo popolo e per la stregoneria della campagna. Ciao Dario.